Cecilia nacque il 26 ottobre del 1914 ad Udine. Viveva in una famiglia di semplici costumi, profondamente religiosa e all'epoca all'avanguardia per aver permesso alle figlie di raggiungere gradi accademici elevati. Nel 1942, dopo aver finito gli studi e interrotto una carriera di insegnante, frequentò un corso nella Croce Rossa Italiana come infermiera volontaria. Da qui iniziò la sua vita da partigiana. Quando finivo il mio turno, nel centro di raccolta del Tempio Ossario, correvo, stremata, verso l'ospedaletto delle scuole di Via Magrini, dove assistevo altri feriti. Lavorando come staffetta, corriere e propagandista della stampa clandestina, passavo sempre meno tempo con la mia famiglia. Un giorno andai con Fabio al bar Cotterly per incontrare Mauro, un nostro compagno. Subito vidi lo sguardo spaventato di Mauro mentre ci diceva: «Non sono solo, ci sono delle spie in borghese». Corsi via con Fabio, verso una casa sicura. Sapevo che se fossi fuggita, le SS avrebbero preso la mia famiglia. Decisi quindi di non andare con Fabio e tornai a casa. La sera stessa arrivarono i nazisti ad arrestarmi. Era il mese di gennaio 1945. Sono stata condotta al carcere del Coroneo a Trieste. Mi hanno torturata per diversi giorni. Non ho mai parlato. Così sono finita alla risiera di San Sabba. Di me non si è saputo più nulla.